Buongiorno in diretta dalla redazione di Focus TG. Andiamo in diretta a Vicenza perché un uomo, un trentenne, ha tentato di rubare una bicicletta armato di coltello, è stato fermato con il taser ed è stato bloccato ed arrestato. In diretta Daniele Garbin con Simone Squarcina. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, ci troviamo proprio all'interno dei Giardini Salvi, siamo proprio nel cuore del centro storico, poco lontano da Viale Roma e all'inizio di Piazza Castello. In questo ambiente così serafico, apparentemente tranquillo, è stato il teatro ieri di questo tentativo di rapina con un coltello che è stata sventata proprio provvidenzialmente da una pattuglia di carabinieri che si aggirava e, come hai detto, insomma, hanno tentato di far desistere l'uomo e pur avendolo tentato di convincere, insomma, non c'è stato verso, è stato necessario proprio l'impiego del taser, ecco, una cosa che non fa più scalpore quasi, vista anche la zona anche di passaggio apparentemente serafico, eppure questo ambiente contiene, ricordiamo, siamo a ridosso del Campo Marzo e tutto quello che riguarda anche i rapporti con lo spaccio di droga. Noi abbiamo realizzato un servizio proprio che ricostruisce l'accaduto, eccolo. Momenti di tensione in piena mattina quando un uomo, secondo le ricostruzioni degli uomini dell'Arma intervenuti, avrebbe tentato una rapina all'interno dei Giardini Salvi, parco frequentato da molte persone, vicino al centro storico, a pochi passi da Corso Palladio. La pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, avrebbe sorpreso un cittadino egiziano di 29 anni armato di coltello mentre stava aggredendo un cittadino tunisino di 22 anni nel tentativo di sottrargli la bicicletta. Nonostante i tentativi degli uomini dell'Arma di indurlo a desistere dall'azione delittuosa, l'aggressore avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile e pericoloso. Per garantire la sicurezza dei presenti e interrompere l'aggressione, i carabinieri si sono visti costretti a utilizzare il taser in dotazione. L'uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina aggravata e lesioni personali e condotto presso la casa circondariale di Vicenza in attesa dell'udienza di convalida. L'aggredito, che ha riportato lesioni da taglio al volto, è stato soccorso dal SUAM 118 e portato in ospedale a Vicenza. È stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Ecco, avete sentito insomma quanto accaduto, purtroppo non è nuovo questo ambiente, soprattutto nella parte posteriore dei giardini, dove più volte i cittadini avevano anche segnalato episodi inquietanti di siringhe per terra, di tossicodipendenti che minacciavano i bambini che passavano nei momenti, insomma, di uscita di scuola. Insomma, è un ambiente che dovrebbe essere in teoria sicuro, che invece proprio per le difficoltà che sono note da tempo non si riesce a far debellare, a far sparire o comunque tenere sotto controllo. Noi abbiamo visto anche nel tempo che siamo rimasti lì qui numerose pattuglie della polizia, carabinieri, forze dell'ordine, militari dell'esercito, insomma la presenza c'è, però nonostante questo è difficile insomma, impedire che avvengano episodi. Ieri appunto una di queste pattuglie ha impedito l'aggressione. Noi abbiamo sentito anche i cittadini poco fa per capire anche le impressioni di come sentono, di come commentano un fatto del genere, ricordiamo in pieno giorno alle 11, non certo alla sera. Direttore, noi abbiamo raccolto una Vox, 6 domande da studio, prima di lanciarla, ecco, sono disponibile. Ecco, Daniele, risulta da alcuni giornali che quest'uomo sarebbe stato anche colpito da fendenti, è così? Perché è finito poi a pronto soccorso. Sì, infatti, fendenti al volto, perché ne era nata una colluttazione, erano 2 stranieri, l'abbiamo detto nel servizio, c'era stato questo tentativo di sottrarre a tutti i costi questa bicicletta. Non è chiaro se fosse sotto effetto di magari qualche alcol o stupefacenti, ecco, però comunque l'aggressione c'è stata e come, e proprio se i carabinieri sono dovuti poi intervenire con il taser era proprio perché era difficile gestirla in maniera civile, diciamo così, e confermo, non a caso è stato poi ricoverato all'ospedale, insomma sottoposto alle cure dei medicinali, ecco, questo per dei sanitari, ecco, questo la dice lunga, ecco, su quanto anche poi queste persone, se si propongono di, insomma, agire, non si fanno certo intimorire neanche dalle divise presenti, ecco, questa è una cosa che ha sconcertato i cittadini, che abbiamo anche così raccolto e sentito le testimonianze in questo momento, per cui in questo momento direi che da Vicenza è tutto, vi lascio con le parole che abbiamo raccolto dai cittadini qui ai Giardini Salvi.
È preoccupante, siamo in centro. Direi proprio di sì che sia preoccupante. Ci vorrebbero più forze dell'ordine. Non possiamo mica affidarci ai fai da te, penso, no? Quindi bisogna provvedere a questo, non fare tante chiacchiere e assumere forze dell'ordine, perché è il loro compito servirci. A questo parco devo dire che un po' di timore lo incute, anche perché io adesso sono qua per mio padre, per aiutarlo, che vive qua, io sono di Padova, ed effettivamente ho sempre un po' di timore a far pascolare la Nina in queste zone, sì. Cosa dovrebbero fare? Vediamo più controlli in questo momento anche congiunti alle sue spalle? Fortunatamente io vedo abbastanza controlli in zona, però è certamente mal frequentata questo parco soprattutto, ma la zona perché c'è la stazione, perché insomma è una zona poco forse esatto, poco raccomandabile, certo. È assolutamente pericoloso, penso che più tempo passa più bisogna stare tra tante virgolette in guardia e sì, speriamo che la gente si faccia un esame di coscienza, ecco, e pensa un po' alla vita. La ragazza per esempio si sente insicura a passeggiare? Sinceramente sì, ovviamente se mi capita che devo venire qua in centro devo sempre pensare a se devo muovermi da sola. Vediamo le forze dell'ordine anche alle sue spalle che adesso stanno transitando, esatto. È sufficiente? Così sì, tra tante virgolette diciamo, però non sempre è così. Più che fare un'opera di repressione bisogna fare un'opera di prevenzione. Io sono di questo parere perché spesso e volentieri gli strumenti repressivi sortiscono gli effetti più indesiderati. Non è che la recrudescenza delle pene fa abbassare il livello di delinquenza, bisogna guardare alle radici del disagio, alle radici della delinquenza, quindi fare opera di prevenzione, non creare delle situazioni di discriminazione o delle aree ghetto, perché in questo modo si incrementa poi il rischio di delinquenza. Aggressioni da parte di violenti e poi anche le risse proprio nei centri delle città. L'ultima in ordine di tempo è stata quella in Piazza dei Signori. A Padova sono scattate le misure della questura nei confronti di alcuni dei responsabili. Non si sono fatti attendere i provvedimenti contro i tre violenti protagonisti della rissa di sabato sera in Piazza dei Signori a Padova. Il questore Marco Dorisio ha disposto la misura del DASPO urbano di 3 anni e l'avviso orale per il 17enne e il 27enne egiziani. Per il terzo coinvolto, un 21enne italiano, invece il foglio di via obbligatorio per 4 anni dal comune di Padova e il DASPO urbano di 3 anni dalle piazze del centro storico. Tutti e tre sono già noti per precedenti per spaccio e porto abusivo d'armi. La lite era esplosa intorno alle 23 in Piazza dei Signori, un banale litigio che era degenerato in violenza con calci e pugni e lanci di bottiglie per colpa del forte stato di alterazione alcolica dei tre ragazzi. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di altri giovani presenti in Piazza dei Signori, a quell'ora molto affollata per la movida del fine settimana. Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno continuato i controlli nel centro storico della città, individuando in Piazza delle Erbe uno dei giovani coinvolti. Gli altri due invece sono stati bloccati poco lontano. I tre ragazzi sono stati portati in questura ed identificati e poi denunciati per rissa e lancio pericoloso di cose. Vista la violenza della lite, il questore Marco Dorisio ha attivato l'ufficio immigrazione per verificare la posizione del 27enne egiziano sul territorio nazionale. Servizio Valentina Visentin, episodi che si susseguono anche a Rovigo, in centro, un fatto increscioso, picchiati dalla baby gang davanti ai figli, terrore proprio nel pieno centro della città, con una nota al pronto soccorso, un ragazzo è stato malmenato, un sedicenne, e poi anche delle persone che erano in piazza con dei passeggini che sono state aggredite senza alcun motivo da questa banda di minorenni. E a proposito, sempre a proposito di violenza e di notti pericolose, andiamo a Mestre in diretta da Ilaria Marchiori e da Sandro Pongo, perché in via Palazzo sono aumentati i controlli contro la movida violenta. A te Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo proprio in via Palazzo a Mestre, alle mie spalle i locali della Movida. Questa decisione è stata presa nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito ieri in base alla rissa che è avvenuta sabato scorso, ma anche a quelle precedenti, perché è una situazione, come ci hanno segnalato più e più volte molti residenti, che va avanti ormai da tantissimo tempo. Loro sono esasperati, stanchi, ma anche in questo momento impauriti. Dunque, che cosa è stato deciso in sede di comitato alla presenza del questore di Venezia Sbordone e del prefetto Darcopellos? Saranno aumentati i controlli nei fine settimana, ovvero controlli interforze. Avremo carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili militari dell'esercito a sorvegliare la zona costantemente, proprio per garantire la sicurezza ai cittadini. Stiamo parlando di locali che sono aperti in particolare nell'orario serale e notturno, non diurno, e che preoccupano non poco soprattutto i residenti, che non si sentono più sicuri viste le continue risse. Ce n'è stata una anche ieri sera, quella di sabato scorso, e altre precedenti con lanci di bottiglie e episodi a volte anche di qualcuno che rimane ovviamente ferito. Si può immaginare che evidentemente in preda anche ai fumi dell'alcol molte persone siano alterate e quindi si possano scatenare di conseguenza queste risse che preoccupano i residenti ma anche i commercianti della zona. Saranno attivi questi controlli già a partire da venerdì, quindi il prossimo weekend sarà il primo, dopodiché il comitato si riunirà nuovamente per analizzare la situazione, fare un bilancio di come sia andata e decidere eventuali modifiche o meno. Come vi dicevo, i residenti sono spaventati a tal punto che anche nel rilasciarci le dichiarazioni hanno chiesto l'anonimato. E allora sentiamo proprio che cosa ci ha dichiarato uno dei residenti che da tantissimo tempo monitora e segnala la zona in merito a questa decisione che è stata presa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in questa intervista. Io nel frattempo da Mestre restituisco la linea allo studio. Lei, che più volte ha denunciato la situazione, come la vede? Mi fa molto piacere, credo che questo possa funzionare, perché essendoci sistematicità nei controlli, quantomeno dovrebbe essere un deterrente o un invito, se vogliamo essere, come dire, teneri, verso questi benedetti gestori dei locali che non intendono rispettare nessuna regola. Qui alla notte non si dorme perché ti svegli all'1 alle 2 che si sta menando de brutto. Cioè mi è capitato, e abito qui da 30 anni, di vedere gente con le bottiglie rotte che si feriscono. Quindi situazioni molto pesanti che non ci devono essere in via Palazzo, dovrebbe essere una via centrale, tranquilla, sicura, di passaggio. Cioè vedi, anche ieri sera ce n'è stata un'altra mezza rissa e vedi che la gente scappa via. Poi guardo fuori e vedo che erano intervenuti sia i vigili che la polizia, i militari, e devono aver arrestato qualcuno perché li hanno portati via. Quindi sta roba qua io spero che serva davvero a qualcosa, perché non è possibile, cioè in via Palazzo non può essere questo. E vedremo più tardi un altro fatto di cronaca ovviamente sconcertante, una 14enne, vedete dalla prima pagina del Gazzettino, picchiata in strada, una donna le ha stretto i polsi e le ha tirato ginocchiate, la conosciamo bene e abbiamo paura per la serie troppi squilibrati in circolazione, cioè siamo circondati da persone che hanno dei seri problemi di salute mentale che andrebbero curate, ma non ci sono le strutture, mancano i medici e questa è la situazione. In regia oggi Francesca Pezzo con Marco Mattiuzzo. Adesso passiamo purtroppo agli incendi. Ce n'è stato uno e ha distrutto una villetta a Brugnera, a Maron di Brugnera. Siamo in Friuli Venezia Giulia. Andiamo in diretta da Federico De Rossa. A te Federico.
Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Maron di Brugnera, più precisamente in via Silvio Pellico, a raccontarvi una tragedia sventata solamente grazie al destino. Ieri sera intorno alle 17 sono stati avvertiti due boati potentissimi da parte di tutto il vicinato, che hanno allertato proprio con diverse chiamate il numero unico per le emergenze 112. Fortunatamente i proprietari, due coniugi, lei di 76 e lui di 80 anni, non si trovavano in casa perché erano dal proprio medico di base per una visita e da una prima ricostruzione. Come potete vedere dalle immagini di Michele Zanette, la villetta è andata completamente distrutta. Il motivo principale è che sono esplose proprio due bombole di gas che si trovavano all'esterno della villetta, più precisamente nella veranda, che in questi istanti non riuscite a vedere perché si trova proprio dall'altro lato della villa, che per causa ancora in fase di accertamento sono esplosi. In un primo momento un boato potentissimo avvertito da tutto il vicinato, e successivamente la seconda. In un primo momento era circolata la voce che i coniugi avessero lasciato una pentola sul fornello, come avevano riportato diversi quotidiani locali, però noi poco prima di venire in diretta abbiamo intervistato anche il figlio dei due coniugi, Sandro, il quale ha smentito questa ipotesi, smentita tra l'altro anche dalle stesse forze dell'ordine. Importantissima la macchina dei soccorsi che si sono precipitati in via Silvio Pellico ieri tardo pomeriggio, arrivati in un primo momento con 5 mezzi e veramente tantissimi uomini. Sono saliti sul tetto, hanno cercato di circoscrivere le fiamme anche per evitare che si propagassero nelle villette adiacenti che distano davvero pochissimi metri, e con l'ausilio anche delle motoseghe hanno squarciato il tetto per bloccare proprio il rogo. Dato che le fiamme continuavano sempre più a sollevarsi, è stato dichiarato un livello alto di emergenza, motivo per il quale sono arrivati addirittura altri 4 mezzi dei vigili del fuoco, 2 da Motta di Livenza, 2 da San Vito al Tagliamento, e le operazioni poi di spegnimento e di bonifica si sono concluse intorno alle 11:30 di sera. Quindi un lavoro pazzesco, straordinario, ininterrotto da parte delle forze dell'ordine, che hanno permesso di circoscrivere il rogo soprattutto e spegnere le fiamme. Abbiamo intervistato poco prima, come avevamo annunciato, anche il figlio dei proprietari, visibilmente in stato di shock, il quale temeva di non ritrovare più i propri genitori qualora fossero stati all'interno dell'abitazione. Quindi un destino che fortunatamente ha avuto un esito e un epilogo che è andato per i migliori. Lo stesso figlio ci ha raccontato che in questa fase i genitori vivranno da lui e che adesso ci vorranno comunque diverse settimane purché possano rientrare, anche perché tutti i litri d'acqua utilizzati per spegnere le fiamme hanno distrutto completamente tutti gli interni della villetta. Però, come ci ha ribadito lo stesso figlio, prima ovviamente la salute dei genitori e poi tutti i beni materiali. Per il momento da Brugnera è tutto. Direttore, a te in studio. Grazie a Federico De Rossi e credo con Michele Zanette l'operatore. Vediamo un altro incendio questa notte a Vigonza. 8 persone, tra cui 6 minori, sono state costrette a lasciare la loro abitazione. I vigili del fuoco stanno indagando sulle cause. Ci raccontano tutto Marta Zatta e Federico Cibotto per la parte tecnica. Un terribile incendio questa notte attorno alle 3:40 in via Regia. Ci troviamo nel comune di Vigonza. La casa alle nostre spalle appunto è stata coinvolta è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno operato all'incirca fino alle 7 di mattina. Io sono in compagnia di Marco, padre di questa famiglia con anche 6 figli. I suoi figli appunto sono stati portati anche al pronto soccorso, tra i quali anche uno purtroppo anche asmatico. Insomma, si è anche un po' preoccupato della situazione. Ma come siete stati svegliati? Cioè, come vi siete accorti? Allora, ci siamo accorti. Io non mi sono accorto di niente, devo essere sincero, nel senso dormivo alle 3 della mattina. Mia moglie si è accorta, sentiva dei rumori dal tetto, ha preso paura giustamente, nel senso pensava fosse
non so, qualche ladro, qualcuno, eccetera, e quindi mi ha svegliato e io ho detto vabbè, vado a vedere, però non sono sceso, sono uscito dalla finestra del piano di sopra del bagno, ho girato la testa, ho visto le fiamme e ho detto porca miseria. E lì insomma panico, scendendo le scale chiamo i vigili del fuoco e do anche degli orari perché sono stati veramente, primo, tempestivissimi, se si può usare questo termine, veramente tempestivi e veramente fantastici, perché io ho chiamato alle 3:32 e alle 3:40 loro erano già qui. In penso 2 minuti, adesso tempo al tempo, insomma penso 2 minuti erano già sul tetto con la scala, cioè stavano già sparando l'acqua, cioè veramente sono stati di una precisione, di una velocità e gentilezza, devo essere anche sincero, veramente formidabile. Loro si sono impegnati, hanno chiamato loro il 118, che anche questi sono arrivati velocissimi, precisi e ci hanno appunto fatto una visita un poco a tutti, chiaramente in modo particolare Raffaele, che appunto essendo asmatico appunto l'abbiamo portato. Io poi sono andato con lui appunto in pronto soccorso pediatrico a Padova e lì hanno fatto la visita, insomma, e fortunatamente siamo già tornati, quindi insomma è andata benissimo. Ma le fiamme cosa hanno coinvolto della casa? Vediamo appunto la parte esterna. Sì, le fiamme hanno coinvolto fortunatamente solo la parte esterna. Sembra lì a partire dall'angolo dove è più corroso, diciamo, dalle fiamme, e poi tutto l'angolo, insomma c'è chiaramente un po' di rientranza, sul tetto c'è un buco perché poi chiaramente hanno anche forato per spegnere, per domare, per spegnere l'incendio e vabbè, poi ha coinvolto un po' di cose che si trovava intorno, chiaramente la tenda. E non si capisce da cosa sia nato questo incendio? Non lo so proprio, sicuramente lo guarderanno, vedranno cosa sarà successo, sinceramente non ne ho la più pallida idea. Insomma, diciamo una situazione non facile anche con 6 figli, una situazione non facile da gestire. Da quanti anni vivete in questa casa? No, noi è quasi 3 anni che viviamo in questa casa, per cui per noi è casa nuova, diciamo, e abbiamo sistemata, quindi insomma anche questo è un po' complicato da digerire intanto, poi vabbè vediamo. E i ragazzi sono voluti andare a scuola e quindi li abbiamo portati anche a scuola stamattina, tranne appunto Raffaele che vabbè, è sul divano, povero, perché lui se l'è fatta tutta sveglio in pronto soccorso, però gli altri insomma sono a scuola e vediamo. E questa è la cronaca di un altro incendio. Vediamo una notizia che è appena arrivata, è stata pubblicata dai giornali. A Brugine, nel Padovano, Emanuele Ranzato, noto soprattutto nel settore del calcio, trovato morto a letto dalla mamma. Il 52enne doveva accompagnarla ad una visita, ancora una volta, un decesso. Ormai vengono definite morti improvvise. Adesso passiamo invece ai furti, ai ladri. Ce n'è stato un altro colpo da 15.000 euro nel cimitero di Grantorto. Siamo nel Padovano, andiamo da Vanessa Banzato. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, ci troviamo proprio all'interno del cimitero di Grantorto, con me il sindaco Fiorenzo Cappellari e l'assessore all'ambiente, il cavaliere Antonio Miazzo. 5 tombe sono state, 5 cappelle per l'esattezza, sono state prese di mira dai malviventi nelle scorse notti. Sono stati portati via tutte le grondaie di rame, un valore che si aggira sui 15.000 euro. Assessore, ma ci racconta un po' cosa è successo? Automaticamente una domenica sera verso le 18 mi chiama una signora che ha quasi 90 anni, preoccupata perché gli è stata portata la notizia che sono state tolte tutte automaticamente tutto il rame delle cappelline su cui è proprietaria anche lei.
Cosa ho fatto io? Ho detto, Antonio, tu credo, perché questa automaticamente era presa così dal panico, ho chiamato subito il sindaco, ho avvisato il sindaco, credo che sia la cosa che dovevo fare per prima cosa, atto dovuto, avvisare il primo cittadino, e poi ieri mattina mi sono dato da fare, ho avvisato che abbiamo le forestali a Grantorto, si sono messi a contatto immediatamente con la caserma di Gazzo, su cui noi altri siamo dipendenti dalla caserma di Gazzo e Grantorto, e mi hanno chiamato il comandante di Gazzo dicendomi, guardi cavaliere, fra un quarto d'ora mando sul posto la battaglia. Io mi sono prestato che portare qui un addetto con la scala, e sono andati, fatto le verifiche, hanno fatto delle foto, poi mi dicevano che è meglio anche che vadino i proprietari a deporre la denuncia, perché in sostanza, perché queste cappelline sono di proprietà. Certo. Tra l'altro avevano tentato di colpire anche la sua cappella. Avevano iniziato sulla mia un pezzettino sull'angolo, sì. E poi non so, sia stato un atto di fortuna che non hanno toccato la nostra, non lo so, ecco. Sindaco, un colpo che oltre al danno proprio materiale provoca anche un danno soprattutto morale per tutte le persone che hanno i propri cari che si trovano qua. Certamente è un fatto che non penso non fosse mai successo qui nel nostro comune, che va proprio a toccarci nel profondo. Il cimitero per noi è un luogo sacro, e quando si entra in queste intimità così sensibili, un certo tipo di comportamenti prende una dimensione proprio di ferita, ecco, la ferita della nostra comunità, e sicché ora so che ci sono le forze dell'ordine che stanno facendo le indagini, abbiamo qualche telecamera, speriamo di riuscire a trovare qualcuno, però queste cose qui non si devono ripetere nelle nostre piccole comunità. Questi sono luoghi di assoluta importanza proprio morale, e sicché è una ferita anche per la nostra amministrazione questo che è successo. Tra l'altro c'è una telecamera proprio all'ingresso del cimitero, ma grazie anche magari alle telecamere che si trovano lungo le strade si cercherà senz'altro di risalire agli autori di questo colpo al cimitero di Grantorto. Per il momento dall'Alta Padovana, direttore, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzatto e ad Andrea Benetti, il nostro operatore. Adesso andiamo sempre in diretta, questa volta a Conegliano, dove una 14enne per strada è stata presa a ginocchiate da una donna con problemi di salute mentale, che è molto conosciuta e anche temuta, e questa ragazza ha subito appunto questa violenza. Andiamo in diretta da Cristian Arboit. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno da Conegliano, siamo in Borgo Madonna, mi trovo qui con Alberto Pivetta per la parte tecnica. In questo angolo di Conegliano c'è esasperazione e paura tra i residenti, tra i commercianti, per questa donna che da anni ormai non dà pace, non dà tregua. L'ultimo episodio, come ben dicevi, nel pomeriggio di lunedì. Qui con noi c'è la signora Wanda, che fra poco ci racconterà, ci darà la sua testimonianza, ma c'è soprattutto, signora, se mi può raggiungere, la signora Silva, che lunedì ha assistito alla scena. Che scena, signora? La ragazzina di 14 anni si trovava qui in attesa di qualcuno che venisse a prenderla dalla scuola, e uscita la signora famosa che l'ha cominciata a aggredire verbalmente, dicendo che non poteva stare sotto il portico, e la ragazzina si è spostata davanti alla mia vetrina, ma la signora non ha più smesso di dirle su di tutto e di più, e io mi sono accorta che stavo pulendo fuori del negozio, che la ragazzina era impaurita, mi sono avvicinata di schiena, dando la schiena alla signora che era a 3-4 metri da me, dicendo alla ragazzina di stare tranquilla, di far finta di niente, che non stava bene sta signora. Non l'avesse mai fatto, mi ha dato una spinta, mi ha lanciata per 4 metri. Al che la ragazzina, visto come si è comportata, ha preso le mie difese, dicendo lasci stare la signora. Non l'avesse mai fatto,
e questa si è presa a darle calci, pugni alla ragazzina tenendola per le braccia. L'ha presa per i polsi, le ha dato delle ginocchia. Per i polsi la teneva e le dava da sotto pugni sullo stomaco, al che io ho cominciato a dire lasciala stare, lasciala stare, lasciala stare, e non la lasciava stare. Alla fine sono riuscita in un modo a dividerle e dopo se l'è presa con me. E lì mi ha dato anche a me strattoni, pugni, finché non è uscito un signore che ha un ufficio che aveva già assistito al tutto e è riuscito a liberarci, però era la bambina, la ragazzina, che era tutta tremante, per me era scioccata perché mi tratteneva per... Perché è stata una violenza inaudita. Lei conosce bene questa signora da anni, siete tutti esasperati, ma una violenza di questo tipo non l'aveva mai vista? No, mai vista. Altre cose, tirato il vaso addosso a me, che ho la porta adiacente alla sua entrata, ma non... sì, cose che ti danno fastidio, sopporti, ma come l'altro ieri no. C'è anche la signora Wanda. La signora Wanda ha avuto un incontro ravvicinato qualche tempo fa. Lei è stata proprio... 3 anni fa, lei è stata strattonata proprio. Mi ha strattonata e mi ha detto che io le rubo i quadri che lei fa, ma erano i cartelli che lei scriveva, metteva fuori. Sono riuscita a staccarla e non è che sia successo niente, però non è bello trovarsi, camminare sotto il portico e ti viene vicino uno e ti strattona. Anche tanti insulti brutti da riferire. Sì. Lei ne sa qualcosa, signora? Venerdì ci ha sputato a me una cliente che eravamo sulla porta. Altre volte con una signora non insultata, la signora si è un po' stancata, è salita in macchina, le ha aperto la portiera della macchina, non la voleva... Vieni fuori, al che la signora è riuscita a chiudere la porta e ha messo in moto la macchina e si è messa davanti, e io ho detto alla signora spegni il motore perché stai poco a prenderla sotto. Insomma, non si vive così. No. A me fa pena perché io, se potessi, l'aiuterei a guarire. I familiari dovrebbero far questo. Ecco, perché quello che dite un po' tutti. Si rende conto quello voi dite che fa. Bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire anche per la sua salute. La sua salute, certamente, perché non è che è una novantenne o centenaria, cioè va aiutata in modo che anche si comporti da persona, se si può in qualsiasi maniera, aiutarla a diventare una persona normale. Dovete essere aiutati voi e aiutata questa signora. Aiutati noi perché non si vive più, i negozi hanno paura, le clienti hanno paura, ma Dio ho paura a passare di là, sai. Cioè sono situazioni che non si può andare avanti. Grazie signora Silva, grazie signora Wanda. Direttore... Sì, Cristian, volevo dirti, come diceva la signora prima, è intervenuto un uomo che alla fine ha messo fine a questa aggressione, però siamo in pieno centro. È possibile che questa scena sia sfuggita alle persone che passavano? Cioè, risulta che ci siano persone che, come avviene spesso in questi casi, ovviamente evitano di intervenire, anche perché abbiamo visto che è successo a Massa Carrara, cioè la gente è terrorizzata, perché se intervieni poi chiedo direttamente, signora Silva, mi scusi, mi chiede il direttore da studio, sono intervenuti tutti? Chi poteva intervenire è intervenuto a dare una mano? Allora, il ragazzo che ha chiamato la forza dell'ordine, i carabinieri, ha lasciato il numero di telefono, il nome, io non l'ho tenuto, l'hanno tenuto i carabinieri. Un altro signore che mi ha detto se ha bisogno, mi ha lasciato il bigliettino. Quindi c'è stato il supporto di tutti? Sì, anche il signore qua dell'agenzia, altro che. Perché, insomma, la vicenda è nota, l'esasperazione è tanta e in qualche modo tutti voi state tentando di fare rete. Ha un pacco così di denunce, sia ai carabinieri che alla polizia locale. Però adesso i toni si stanno alzando, ecco questo. E di sicuro io non torno a fare altre denunce, perché ho detto alla carabiniere, sì, io le do volentieri.
Ma già tutte le forze dell'ordine sanno meglio di me quando sono nata, dove sono nata e dove abito. Qua signora tra l'altro mi mostrava, si vedono ancora i segni, ormai direttore ti mostro. Signora Wanda, la saluto, grazie, gentilissima. L'abitudine di sbattermi la porta, boom, ma non una volta, due, con la gente che sta provando, in più insulta. Brutti insulti. E buoni insulti, puttana, troia, non state a dire ste robe, ma... No, certo, però insomma tanto per capire, tanto per capire i toni. Signora, grazie ancora per averci messo la faccia, grazie davvero. Direttore, questo è il clima, questa è l'esasperazione di Borgo Madonna. Ti potrei anche dire che anche noi abbiamo avuto dei segnali, ma insomma magari ve li racconteremo io e Alberto nel corso dei telegiornali di questa sera. Ti lascio con le parole del sindaco Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano, che è a conoscenza della situazione, la conosce molto bene e anche lui esasperato, dice io non so cosa fare, c'è un tema di salute mentale e qui davvero servono delle strutture protette, delle strutture psichiatriche, perché così non andiamo avanti. Ti lascio con le parole del sindaco Fabio Chiesa, direttore da Conegliano. Per il momento è tutto, con Alberto Pivetta poi ti restituisco la linea. Sindaco Chiesa, c'è preoccupazione tra residenti e commercianti per questa cinquantenne, per questa signora che è nota ai servizi sociali. Sì, è una preoccupazione che abbiamo tutti, è da mesi, se non da anni, che stiamo cercando di risolvere il problema. Come abbiamo detto altre volte, i problemi di salute mentale sicuramente non può risolvere il sindaco, ma bisogna che insieme alla ULSS si trovi un percorso che garantisca la salute per queste persone, ma anche per chi poi non può essere oggetto della violenza, anche perché devo dire che questa persona qui, come è successo, come abbiamo visto oggi sui giornali, poi è una persona che è anche violenta, perché dobbiamo assolutamente trovare il modo di mettere in sicurezza lei per la sua salute, ma anche gli altri. Non è il primo caso qui a Conegliano, c'è anche l'uomo che l'aveva aggredita a inizio anno, che poi si è reso protagonista anche di altri episodi al limite. C'è un tema quindi di salute mentale. Sì, l'ho sollevato più volte e continuo a sollevarlo, questo tema è un tema importante che non va sottovalutato, perché mentre gli altri temi vedo che in città sono abbastanza sotto controllo grazie alle forze dell'ordine, qui parliamo di situazioni che non riguardano solo le forze dell'ordine, ma riguardano anche il sistema sanitario, che deve prendersi cura di queste persone. Non possiamo permettere che queste possano girare liberamente per la città con problemi psichiatrici che non possono essere sicuramente risolti da noi. Servono strutture, che cosa serve? Servono strutture e soprattutto serve avere coscienza del problema per risolverlo. Non sono solo io, ma tutti i sindaci nelle città hanno questi problemi con persone note, tra l'altro, che sono malate, per cui a un certo punto non c'è soluzione se non quelle di prendersi cura di queste persone, metterle in sicurezza e fare in modo che non possano nuocere alla pubblica sicurezza. Lei a chi si rivolge? Soprattutto alla regione, all'ULSS, al governo, a chi? Perché il problema è un po' di tutti. Ma io mi rivolgo alla ULSS, con la quale abbiamo già un contatto aperto, ma dobbiamo assolutamente trovare la soluzione a questo problema, perché diventa un problema poi di sicurezza, diventa un problema di serenità, perché queste persone con problemi psichiatrici poi possono destabilizzare un quartiere intero, come sta succedendo per Borgo Madonna, dove ci troviamo nella situazione che questa persona quotidianamente magari lancia acqua dalla finestra, butta bottiglie, crea situazioni di disagio che non vogliamo vivere in città. Perfettamente ragione il sindaco Chiesa, intervistato da Cristiano Rapoit con il nostro operatore Alberto Pivetta. Mancano le strutture, queste sono persone che sono libere di circolare, sono a carico delle famiglie, quindi rappresentano un lavoro davvero molto difficile da parte dei familiari, in mancanza di strutture adeguate. Sono persone che vanno messe in sicurezza, perché siano messe in sicurezza anche coloro che ogni 2 per 3 vengono aggrediti. Poi finché non ci scappa il morto non si interviene. Quando c'è il morto, allora dalle parole si deve passare ai fatti, così come ha detto il Presidente Stefani, che ha investito molte risorse proprio sulla salute mentale, ma poi bisogna che alle risorse corrispondano anche degli atti
concreti. E dalle persone che hanno dei problemi di salute mentale a quei giovani, ai bulli che creano grossi problemi, è stato picchiato un sedicenne, volevano rubargli soldi e cellulare, è accaduto a Mogliano. I genitori assieme ad altre famiglie hanno scandagliato la zona alla ricerca degli aggressori. Sentiamo il racconto del padre della vittima. Dacci tutto quello che hai, ma prima che potesse dire qualcosa 2 ragazzi gli hanno sferrato un pugno in pieno volto e poi lo hanno spintonato. Così il sedicenne, uno sportivo, ha reagito mettendo in fuga i suoi aggressori. Si tratta di 2, sembra nordafricani, che erano a bordo di un monopattino e che hanno aggredito a scopo di rapina un minorenne residente a Mogliano Veneto. La rabbia del papà. È attivo fisicamente per quello, però comunque ha riportato a casa un occhio nero, uno zigomo gonfio e... Quindi è stato anche picchiato? Sì, hanno tentato di derubarlo, prima l'hanno spinto, poi lui ha detto no, non ho niente e gli hanno dato un pugno e lui ha reagito. La mamma lo ha portato in ospedale per essere medicato e refertato. È accaduto in via Roma. Il ragazzo aveva finito a palestra e stava aspettando che la madre lo andasse a prendere in auto. Pochi minuti era avvenuta l'aggressione in pieno giorno, intorno alle 18. Ho già fatto denunce e tutto ieri sera. Che cosa vi hanno detto? Niente, che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno anche a Mogliano. Il sedicenne non aveva mai visto i suoi aggressori, anche loro giovanissimi, tra i 16 e i 20 anni. È un po' provato perché dice adesso magari cosa succederà in un futuro e siamo tutti qua noi preoccupati perché qua del quartiere abbiamo tutti 2 o 3 figli, di cui tutti minorenni, bimbe comprese, bimbe che girano qua a piedi nel Parco del Sole. Tanta rabbia, ci dice il padre. Te papà, scusa, ho paura, da uomo ho tanta rabbia, sì, quello sicuro. Infatti ieri sera abbiamo cercato noi un paio di macchine, hanno girato in cerca di sti ragazzi, ma non si è visto nessuno. Si erano già allontanati 2 aggressori. Ora dice: sarò costretto a portare il mio figlio in palestra tutte le volte. Viviamo un po' così. Sembrava un'oasi felice a Mogliano, invece non lo è. E come è successo a Rovigo, sono tutte bande formate in buona parte da ragazzi di seconda generazione. Quella di Rovigo è stata una rissa che è stata praticamente iniziata da giovani nordafricani. Alla fine c'è la psicosi dello straniero violento, no? Tant'è vero che è successo proprio 2 giorni fa. Un arbitro che è arrivato al punto di chiedere ai giocatori africani di una squadra il permesso di soggiorno, da cui poi una conseguente polemica. È successo un fatto che in 18 anni non mi era mai capitato. Praticamente la collega che doveva fare la distinta mi chiama dicendo: guarda che c'è il direttore di gara che vuole i documenti dei 2 ragazzi africani, perché se non li mostriamo non li fa giocare. Lì in poco tempo abbiamo deciso, per non compromettere, abbiamo detto presentiamo il permesso di soggiorno di 2 ragazzi che oltretutto uno ce l'aveva non cartaceo ma dentro il telefono. Formalità prepartita prima della sfida a salvezza per il San Precario tra il San Fidenzio Polverara, che gioca in casa, e il San Precario appunto, partita valida per il girone M del campionato di seconda categoria. I dirigenti presentano la documentazione e si trovano davanti a una richiesta dell'arbitro, un veneziano, che li lascia di stucco. Per il riconoscimento di 2 giocatori africani della Polisportiva San Precario serve il permesso di soggiorno. Paola Paccagnella, presente come dirigente del San Precario, resta di stucco. Non sapendo se effettivamente erano necessari o meno, anche se il dubbio rimaneva, per far iniziare, proseguire la partita non solo per noi ma anche per l'altra squadra, è stato ritenuto di comune accordo di consegnare la documentazione richiesta. Prima della partita la tensione è palpabile, per questo i dirigenti hanno preferito soddisfare la richiesta. Al termine della sfida però la Polisportiva San Precario ha deciso di approfondire quanto accaduto. Noi come Polisportiva San Precario, che siamo antirazzisti fin dalla nascita, che abbiamo fatto le campagne We Will to Play, gioco anch'io per far giocare tutti,
trovo strano proprio questa richiesta proprio a noi come Polisportiva San Precario, squadra antiriazzista nata dal 2007. La vicenda è stata segnalata alla FIGC regionale, che ha chiesto un'esatta ricostruzione di quanto accaduto, episodio da verificare anche per AIA Veneto, l'associazione degli arbitri, con il presidente regionale Serena che nega la necessità di chiedere il permesso di soggiorno da parte dei fischietti in campo. Per Paola Paccagnella la prima preoccupazione sono stati i giocatori. In attesa delle decisioni di FIGC e AIA, la San Precario adesso ha 2 sfide salvezza decisive e un messaggio da rivolgere all'arbitro. Io spero che riconosca il suo errore e dica esattamente che non è razzista. Servizio di Chiara Gaiani. Intanto resta in carcere la badante che ha cercato di strangolare una donna di 85 anni a Valstagna. È stato convalidato in giornata l'arresto della 33enne accusata di tentato omicidio aggravato dell'85enne di Valstagna di Valbrenta che seguiva nei fine settimana. Ce ne ha dato notizia, raggiunta telefonicamente, l'avvocata vicentina Rachele Nicolin, che segue la badante moldava che resta rinchiusa nel carcere di Montorio Veronese. La legale ha aggiunto che la sua assistita davanti al giudice si è avvalsa della facoltà di non rispondere. C'è da capire cosa possa essere accaduto domenica scorsa, quando la donna, approfittando della momentanea assenza della figlia dell'ottuagenaria, ha cercato di strangolarla con il cavo del caricabatteria di un telefono cellulare. La vittima aveva perso conoscenza e solo il rientro della figlia aveva evitato il peggio. Sulle motivazioni che hanno spinto la 33enne a un simile gesto e sulle sue condizioni di salute, la legale ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Intanto l'anziana, che era stata portata al San Bassiano per gli accertamenti, si sta riprendendo nella sua abitazione, seguita dall'affetto delle persone a lei care. Di quella orribile vicenda restano un livido sul collo e ancora tanta paura. Servizio di Vanessa Banzato, vediamo l'omicidio di Mira, gli sviluppi dell'inchiesta. Saranno eseguiti il 16 e 17 aprile le perizie per stabilire se Andrea Vescovo e Riccardo Salvagno la notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso fossero in grado di intendere e di volere. Oggi l'assegnazione dell'incarico al perito da parte della Procura. Ci sarà l'udienza, la prima udienza il 3 luglio. Il pubblico ministero ha chiesto al giudice delle indagini preliminari che venga accertata la capacità di intendere e di volere o l'eventuale incapacità di intendere e di volere, quindi lo stato di infermità dei 2 indagati al momento della commissione del fatto. Sarà ora compito dei periti stabilire la lucidità mentale di Riccardo Salvagno e Andrea Vescovo, indagati per l'omicidio di Sergio Tarna, il barista moldavo di 25 anni, trovato senza vita il 31 dicembre in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira. Fabio Crea, avvocato difensore di Andrea Vescovo, sottolinea la particolarità di una richiesta arrivata dal pubblico ministero. Noi non abbiamo mai invocato uno stato di incapacità di intendere e di volere. Lui nel corso dell'interrogatorio avanti al pubblico ministero è stato lucido nel rispondere e ha dimostrato di avere una limpidezza di ricordi di ciò che è avvenuto. Per cui io ritengo che non ci fosse, per quanto riguarda quantomeno il Vescovo, una situazione anche transuente di incapacità di intendere e di volere, però saranno gli specialisti della materia a verificare se sussistesse questo stato. Quello chiesto dal PM non è comunque l'unico perito coinvolto. Sin dal momento d'applicazione della misura cautelare, l'avvocato Crea ha nominato un consulente con l'incarico di valutare la compatibilità carceraria del suo assistito. Andrea Vescovo è stato seguito dal centro di salute mentale e sottoposto ad una terapia farmacologica. Giacché la sanità penitenziaria non somministra quelli che erano i farmaci che lui normalmente prendeva, aveva e ha delle, chiamiamole, disfunzioni tali per cui ho ritenuto necessario che un consulente nostro della levatura, il professor Sartori, potesse valutare se la non somministrazione di quei farmaci con la sostituzione con dei farmaci surrogati possa in qualche modo pregiudicare lo stato di salute del vescovo. L'avvocato Fabio Crea al microfono di Daniela Sizzia. Vediamo l'arresto di 2 fratelli che armati di pistola hanno cercato di rapinare la Volksbank di Mussolente. Tentata
Tentata rapina aggravata, ne devono rispondere 2 fratelli di origine albanese, un 29enne residente a Riese Pio X e un 31enne che vive a Romano Dezzelino, finiti in manette. L'episodio risale allo scorso 13 agosto, quando i 2, armati di pistola, con i volti travisati con maschere di lattice, hanno fatto irruzione nella filiale di Mussolente della Volksbank in via Vittoria. All'interno si trovavano 3 dipendenti dell'istituto di credito e una cliente. Sotto la minaccia delle pistole hanno ordinato alle 4 donne di sedersi a terra nell'atrio. Hanno quindi costretto una delle dipendenti ad aprire le casseforti, che però sono blindate e protette da un sistema di sicurezza a tempo che richiede 20 minuti per far scattare la serratura dopo l'inserimento del codice. Troppi per i 2 malviventi che, visibilmente inesperti, hanno perso la pazienza e fuori di sé hanno iniziato a prendere a calci tutto quello che avevano attorno. Fortunatamente nessuna persona è stata toccata dalla loro furia. Vista la malparata, hanno deciso di scappare a mani vuote in sella al motorino su cui erano arrivati, abbandonato a poca distanza e ritrovato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. Avviate le indagini, visionando le immagini della videosorveglianza sia della banca che delle abitazioni vicine, attivati appostamenti e verifiche intrecciate delle celle telefoniche, i militari sono arrivati ai 2 fratelli. Dalle perquisizioni domiciliari sono stati trovati abiti simili a quelli usati quel 13 agosto nella banca, oltre ad alcuni bossoli di una pistola a salve, della quale è stata recuperata anche la scatola. Nell'abitazione del 29enne a Riese, inoltre, rinvenuti droga e materiale per il confezionamento delle dosi, tanto che per lui è scattata anche una denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. A Mestre il polo nautico di San Giuliano è stato preso nuovamente di mira dai vandali, svuotata totalmente la sala istituzionale, la rabbia dei vertici dell'associazione. Era piena di sedie, di mobili, di quadri, di una miriade di trofei, coppe di tutti i tipi. Era la nostra sala di rappresentanza dove facciamo gli eventi. Ora non è rimasto più nulla. Il polo nautico di San Giuliano di Mestre è stato preso di mira dai vandali per la seconda volta in meno di una settimana, ma in questo caso il colpo è stato ben più pesante. Un colpo, evidenzia il vicepresidente, soprattutto nei confronti dei tanti ragazzi che ogni giorno si allenano e mettono il cuore in ciò che fanno. Un colpo al simbolo. Sradicate le finestre, un televisore, coppe, trofei, i tamburi delle squadre di Dragon Boat femminile, staccati i tubi dei lavandini dei bagni provocando un allagamento. Le piastrelle distrutte probabilmente dal peso dei mobili gettati in acqua insieme al resto. Nulla è stato rubato. Abbiamo cominciato subito, io per primo, con un barchino a cercare di recuperare quello che c'era in acqua, sia per recuperarlo, sia perché anche rappresentano un pericolo per la navigazione. E siamo ancora tuttora dietro, il pontile adesso è pieno di roba recuperata, adesso sono arrivati anche i pompieri appunto perché è anche pericoloso quello che c'è sotto d'acqua. Poi dovremo aspettare la bassa marea per vedere di recuperare anche le nostre coppe, i nostri trofei, perché li vogliamo dietro. Sembra ormai chiaro che non si tratti di atti vandalici fini a se stessi, nonostante il polo sia sorvegliato da una ditta di vigilanza, ma in questo caso hanno agito quando i controlli erano già stati eseguiti. È un atto chiaramente intimidatorio. Noi qui ci siamo, noi qui restiamo e noi qui continuiamo a controllare che la gente si muova in maniera corretta e rispettosa di noi e soprattutto della laguna. Probabilmente per le continue denunce e segnalazioni contro i barchini che sfrecciano in laguna. Hanno tolto via una bella parte della storia della società, perché qua dentro c'erano coppe, successi e immagini del percorso della società. Quindi è una cosa grave. È chiaro che il polo nautico nella sua generalità è di una fragilità incredibile. Quindi l'unico appello che posso fare è chiedere l'ausilio di tutte le forze pubbliche per un controllo più stretto di questo territorio. Dateci una mano, dobbiamo ricomprare un sacco di cose che sono scomparse. Non possiamo purtroppo ricomprare i trofei, però il televisore, l'impianto audio, le sedie, i tavoli, tutte cose che sono scomparse e che dovremmo ricomprare perché questa sala dovrà tornare in funzione.
La stima dei danni è da quantificare. Sul posto sono tornati i carabinieri che stanno indagando per trovare i responsabili. Incredibile, il servizio di Ilaria Marchiori. È uscita poco fa una nota dell'Associazione Polo Nautico di San Giuliano che invita tutti i soci sportivi cittadini, chiunque senta questo luogo come proprio, questa sera alle 18 ad unirsi davanti alla Palazzina Bertin in un momento di presenza, dignità e ferma disapprovazione. Non è solo una risposta a ciò che è accaduto, si legge nella nota, ma un segnale chiaro. La nostra comunità non si piega, non si divide e non si lascia intimorire. Ennesimo sfregio a Padova, la statua dell'Alpino nel parco Tito Livio. Dopo la frase ingiuriosa scritta a febbraio è stato imbrattato con la vernice il totem posizionato al suo fianco. Ancora uno schiaffo alla statua dell'Alpino che da 2 anni è stata posizionata dalla città di Padova nel parco Tito Livio. La vernice gialla campeggia nel totem che affianca la scultura realizzata da Ettore Greco, dopo che solo il 18 febbraio era stato imbrattato con la vernice bianca. Uno sfregio, racconta Nereo Tiso, alpino e consigliere comunale del Partito Democratico. Ci si chiede come mai questo sia stato preso di mira. Cioè, questi vandalismo, sono vandali naturalmente, non sono persone che abbiano chissà cosa. L'altra volta la scritta era ingiuriosa e offensiva, questa volta è una firma di qualche graffitaro, writer, non lo so. Sta di fatto che questi sono entrati di notte perché i cancelli sono chiusi al giardino Tito Livio e poi hanno agito e hanno fatto questa scritta. È un monumento simbolico questo, un atto di gratitudine per gli alpini in occasione dei 100 anni dalla fondazione della sezione di Padova. La città lo aveva accolta divisa. La statua che rappresenta l'alpino con il fucile al fianco era infatti stata vivacemente contestata. A 2 anni dal suo posizionamento il monumento non sembra trovare pace. Non solo, a problema si aggiunge problema, perché se la vernice bianca usata a febbraio era lavabile, diverso il caso di quella usata adesso, che, spiega Nereo Tiso, sarà difficile anche da ripulire. Se qualcuno vuole aiutare sia dal punto di vista economico, se vuole naturalmente chiamando la sezione di Padova, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, perché quello è il problema, dal punto di vista tecnico, per evitare che si rovini tutto, che cancellino le parole, quindi diventa veramente, oltre al danno, la beffa, lo scempio, non capire che cosa è scritto, non sapere perché è stato fatto il monumento, quindi questa sarebbe la cosa più grave. E vandali in azione anche al Parco Pretto a Vicenza. Il sindaco Lanaro sporge, a Cornedo per la precisione, nel Vicentino, il sindaco Lanaro sporge denuncia e parla di tolleranza zero contro chi degrada il paese. Episodio di inciviltà al Parco Pretto di Cornedo Vicentino. A constatare l'atto vandalico ai danni del cancello sabato scorso è stato proprio il sindaco. Si tratta del danneggiamento e la distruzione dell'impianto a fotocellula che regola l'apertura e la chiusura automatica dei cancelli dell'area verde. Il primo cittadino ha così depositato la denuncia presso il comando di polizia locale della Valle Agno e le indagini per rintracciare i responsabili sono già in corso anche grazie agli elementi forniti dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza installato proprio a presidio dell'area. Ci siamo immediatamente attivati per visionare le telecamere e nella giornata del 13 aprile ho depositato alla Polizia Locale Valle Agno una querela per danneggiamento aggravato contro i beni pubblici. È l'ennesimo atto vandalico che si perpetra al nostro territorio, al nostro centro storico, ed è l'ennesimo atto vandalico che riusciamo ad individuare attraverso l'efficiente sistema di videosorveglianza. Dura la reazione del sindaco che, stanco per la reiterazione di simili episodi, sul fatto ha anche interessato la questura. Non tollereremo più questi tipi di atteggiamenti, perseguiremo sia dal punto di vista penale sia dal punto di vista amministrativo e anche civile questi soggetti, perché dobbiamo arginare questo degrado e questa deriva di questi soggetti. L'amarezza per l'atto vandalico è contrapposta invece alla riconoscenza, ha spiegato il sindaco, per lo straordinario lavoro svolto nella stessa mattinata dai volontari dell'Associazione Migratoristi della sezione di Cornedo. Associazione venatoria che si è dedicata alla cura e rigenerazione del parco, pulendo le vasche dei pesci e sistemando il viale dei noci, restituendo bellezza e decoro al parco monumentale.
Servizio di Luisa Bertini, e a Bassano del Grappa arriva la stretta del sindaco Nicola Finco nei confronti dei baristi del centro dopo i ripetuti episodi di degrado e di incuria in città. Il primo cittadino punta sulla linea della fermezza. Uomo avvisato, mezzo salvato, quindi potranno continuare a fare le loro attività e i loro eventi purché si rispettino i regolamenti e le leggi vigenti. Arriva così l'ultimatum ai locali del centro storico di Bassano del Grappa. Nel mirino le condizioni di piazze, plateatici e strade dopo la movida, spesso ancora segnate da sporcizie e incuria nelle ore del mattino. Per questo il primo cittadino ha convocato in via Matteotti i vertici di Confcommercio e il presidente dei baristi bassanesi, Gino Brunello. Abbiamo visto nelle ultime settimane con l'occupazione di strade, con plateatici fuori regola, con musica ad alto volume sia di giorno che di notte. Ecco, noi ovviamente adesso vogliamo utilizzare la linea della fermezza, quindi abbiamo concordato che nelle prossime settimane ci saranno anche dei controlli attenti da parte della polizia locale, perché noi vogliamo sì che Bassano continui a rimanere una città viva, che sappia ovviamente attirare i giovani e che la gente si possa anche divertire, ma ovviamente ci vuole anche il buon senso e capire che siamo all'interno di un centro storico dove vivono anche delle persone che hanno tutto il diritto anche di poter riposare e vivere in una città tranquilla. Dall'incontro è emersa quindi una linea chiara: serve un cambio di passo immediato per garantire decoro e rispetto degli spazi pubblici. Gran parte di loro rispettano queste regole, qualcuno invece ne sta approfittando, sta creando veramente di veri e propri problemi anche non solamente di degrado ma anche di ordine pubblico, perché quando si va a chiudere una strada per un evento, una manifestazione senza alcuna autorizzazione, e con l'aggravante che spesso e volentieri vanno poi anche a sbeffeggiare le forze dell'ordine quando intervengono per chiedere di riportare il tutto secondo quelli che sono i crismi della legge. Quindi d'ora in poi ci sarà veramente il pugno di ferro, perché vogliamo che la nostra città rimanga una città viva, ma ovviamente una città anche vivibile e rispettosa di quello che è il decoro pubblico. Servizio di Marta Zatta. Andiamo adesso in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Marco Mattiuzzo con il supervisor Andrea Basso. A tra poco, state con noi. Dopo la tragedia di domenica scorsa, l'albero caduto addosso ad un giovane volontario dei Vigili del Fuoco che ha perso la vita, un'altra pianta ieri nel primo pomeriggio è caduta a Treviso, stavolta in pieno centro in via Roggia. Per giovedì è previsto un vertice tra Comune e Genio Civile per fare il punto sulla situazione. Visto quello che è avvenuto negli ultimi tempi, abbiamo convocato il Genio Civile per un incontro perché ci diano un monitoraggio completo di quello che sono le alberature in gestione a loro, perché noi dobbiamo essere sicuri che tutto sia seguito nella corretta direzione, come facciamo noi per gli alberi di proprietà del Comune di Treviso. Vorrei sottolineare che sono circa 28.000 che vengono monitorati uno per uno. Purtroppo i fatti questi giorni ci fanno capire quanto è importante la manutenzione del verde verticale, e questo vale certamente per il Comune di Treviso, per qualsiasi ente pubblico e anche per i cittadini privati. Questa volta la tragedia è solo sfiorata. Verso l'ora di pranzo cade un altro albero in pieno centro, in via Roggia, causando solo qualche danno alla grondaia della banca di via Canova. L'albero, di dimensioni massicce, sarebbe collassato sul terreno e caduto fortunatamente all'interno del cortile privato. Ma il punto sullo stato di argini e alberature è ormai drammaticamente urgente, dopo quanto accaduto a Pietromonici meno di una settimana fa. Una vita spezzata proprio dal crollo di un'alberatura pericolante. Noi col Genio abbiamo chiaramente molti progetti, perché loro sono responsabili di molte delle parti fluviali all'interno della nostra città, e facciamo moltissime segnalazioni riguardante il verde. Ma visto gli ultimi avvenimenti è giusto fare un punto di quella situazione, come stanno verificando le condizioni non solo delle alberature ma anche delle sponde, perché spesso le cadute possono essere conseguenti a una manutenzione, diciamo, delle sponde, e quindi per capire qual è lo stato dell'arte all'interno del Comune di Treviso. In questo caso poi la manutenzione dell'albero potrebbe essere del privato, quindi della banca che dispone di quella porzione di proprietà, ma l'argine sarebbe ancora del Genio Civile. Il Genio poteva intervenire o il Comune poteva intervenire? Beh, se è un albero privato no, chiaramente il privato ne è responsabile totalmente. Però è chiaro che non dobbiamo aspettare, chiunque non deve aspettare che avvenga la caduta dell'albero, che fortunatamente in questo caso è caduto al di fuori dell'alveo,
ma se fosse caduto all'interno dell'albero avrebbe sicuramente invaso la strada, avrebbe potuto far male a qualcuno, e quindi questo non deve avvenire, quindi ognuno è responsabile di ciò che è in casa propria e particolarmente degli alberi. Sull'albero non c'era stata nessuna segnalazione di malattia o pericolo, è letteralmente un fulmine a ciel sereno, spiega l'amministratore del condominio adiacente, ma ora a stabilire di chi è quella porzione di territorio, se del palazzo o la banca stessa, sarà il catasto a dirlo. Potrebbe essere della banca? Potrebbe essere della banca, come di pertinenza del condominio, bisogna vedere il subalterno del catasto dell'area confinante con il fabbricato. Servizio di Elena Dal Forno. Andiamo adesso a Belluno per il taglio degli alberi di via Feltre, un confronto a porte chiuse tra sindaco e Italia Nostra con toni accesi e posizioni che rimangono distanti ed inconciliabili. Fabio Fioravanzi. Sindaco, lunedì la richiesta di incontro da parte di Italia Nostra, ieri il taglio degli alberi, oggi in questa sala vi siete visti, cosa vi siete detti? Allora, l'incontro con chi chiede di incontrare il sindaco credo sia assolutamente per rispetto da avere. Io l'agenda ce l'avevo oggi, quindi mercoledì, disponibile, e quindi questa mattina ci siamo incontrati perché è giusto che esporre e anche sentire idee diverse da quello che continuamente tutti i giorni sento. Quindi Italia Nostra ha chiesto questo incontro e devo dire una cosa, un po' di rammarico, che questo incontro pensavo fosse o vertesse in una situazione più costruttiva. Invece quando sento che alcuni di loro dicono che io dovrei fidarmi meno dei miei uffici tecnici e che lo studio che ha fatto il progetto forse non era adatto, io davanti a affermazioni del genere credo che non ci sia il rispetto dovuto per chi veramente istituzionalmente fa il proprio ruolo e mette a frutto le proprie competenze per questa città. Poi possiamo avere idee assolutamente diverse, ma sul tavolo si va attorno con il massimo rispetto. Ci hanno detto che il secondo abbattimento sarà a settembre. È certo che ci sia o ci sono margini di trattativa di revisione? Il progetto di via Feltre, se non è ancora chiaro, verte sulla sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e delle automobili e anche dei parcheggi per le attività economiche. Quindi tutto questo progetto è stato realizzato e creato all'interno di uno spazio ben definito che è la careggiata di questa strada. Non è una strada nuova che possiamo mettere le misure che vogliamo. È stato trovato, dopo analisi, compromessi, confronti, il compromesso migliore perché tutti possono avere i propri spazi, anche tenendo presente le tante attività economiche che sono in quella via. Ma soprattutto l'esigenza è mettere in sicurezza i pedoni, perché io in 4 anni ho avuto tante lettere e telefonate da pedoni che hanno avuto problemi di passare sui marciapiedi, sono caduti, hanno avuto anche problemi fisici e quindi credo che questo è dovuto dagli alberi che con le loro radici hanno alzato l'asfalto e creato questi dossi. Io credo che questo è stata la prima cosa che il Comune ha valutato. Poi il progetto, tutto è possibile fare diversamente, ma una decisione di questo progetto è stato preso tra l'amministrazione in primis insieme al privato che ha sostenuto questo progetto e abbiamo cercato insieme a questo compromesso che sia il migliore possibile e spendibile. Abbiamo incontrato e fatto partecipare il capo frazione, abbiamo incontrato le attività economiche, abbiamo fatto le dovute commissioni, consiglio comunale, quindi io credo che questo progetto vada portato avanti assolutamente nel rispetto anche di chi ha sostenuto quest'opera, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. È minimo 15 anni che si parla di rifare via Feltre, oggi siamo nella condizione di rifare e io credo che i cittadini o le associazioni che operano nel loro mandato devono vedere anche una prospettiva di insieme, non solo il loro pezzo. Quello degli alberi è una visione miope solo del loro pezzo. Certo che saranno tutelati perché saranno ripiantumati gli alberi e via Feltre col verde che si può camminare all'ombra ci sarà ancora. Quindi io credo che ogni opinione è accoglibile, ma io credo che alla fine bisogna fare sintesi, prendere delle decisioni e dobbiamo tutti essere
in una condizione di ringraziare ma sentitamente questo nostro concittadino di quello che ha voluto fare, che ha fatto, e mi dispiace solo che da questa diatriba oggi abbia dichiarato che non farà più nulla per la nostra città, porterà quello che vorrà fare fuori da questa città. Credo che questo sia un dispiacere enorme per ogni cittadino di Belluno, perché tante cose si potevano ancora fare, ma purtroppo questa è la situazione. Italia Nostra aveva ventilato la possibilità di denunce penali, la preoccupano? Ma io credo che ogni azione va valutata nel loro aspetto. Io credo che qui siamo nel rispetto e tutela di tutti i crismi possibili, quindi ognuno farà le proprie azioni in quello che crede. Grazie a Fabio Fioravanti e al nostro operatore Stefano Bozzi. Vediamo la giornata di ieri al Vinitaly di Giorgia Meloni e poi tante reazioni e la compattezza una volta tanto tra maggioranza e opposizione contro le dichiarazioni del Papa, che ha definito come dannoso per il pianeta il Papa Leone XIV, e ha rimproverato a Giorgia Meloni di non volere aiutare gli Stati Uniti. Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato da lei, è molto diversa da come pensavo. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente americano Donald Trump prende per la prima volta posizione contro la premier italiana Giorgia Meloni. Nel giorno in cui la Presidente del Consiglio presenzia al Vinitaly di Verona, così come il suo vice Matteo Salvini, Trump riprende il commento di Meloni al suo attacco al pontefice. Inaccettabile è lei, contrattacca, non le mie parole, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità. Frasi come macigni, con Meloni che resta ferma nelle sue posizioni. America alleato strategico e prioritario, ma bisogna avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Ma da Verona la premier annuncia un altro passaggio che la allontana da Trump e dal suo principale partner bellico. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo ad esempio ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. L'avvallo di Salvini è telegrafico. Se il governo ha deciso così vuol dire che ha fatto bene a decidere così. Accordo di difesa con Israele quindi da ridiscutere. In Medio Oriente si sta andando oltre e Meloni non ci sta. Sul caro energia sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono preoccupata, molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round dei negoziati, se non si riesce a riaprire lo stretto di Hormuz. Dall'inizio della crisi noi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno certamente di un impegno del governo italiano, c'è bisogno dell'Europa. C'è qualcuno che sta creando le guerre e poi i problemi e i conti li pagano i nostri cittadini, quindi stiamo studiando la possibilità di bloccare il costo di gasolio, luce e gas a prima dello scoppio della guerra in Iran e quindi ai prezzi e alle tariffe di febbraio per tutto il 2026. Bruxelles incalza Meloni, deve avere il coraggio di prendere decisioni drastiche, a cominciare dalla sospensione del patto di stabilità. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema di anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. La premier, che al Vinitaly riceve dal presidente Alberto Stefani un leone di San Marco in vetro di Murano e foglia d'oro, confida di proseguire i rapporti di collaborazione con il nuovo governo ungherese ed è invece cauta sull'invito della DD Eni Descalzi di sospendere il bando del gas russo che scatterà il 1° gennaio 2027. La pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace, per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista, però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo.
E ieri al Vinitaly Matteo Salvini, dopo Alberto Stefani, ha fatto un endorsement per Roberto Marcato, candidato a sindaco di Padova. Ieri sera era ospite in studio. Marcato, sentiamo come ha commentato. No, Mario, è un invito a trattarlo come prima, mi sembra di capire. C'è qualcosa di strano. No, non so, non sono abituato, ma ovviamente la vivo con grande gioia, ci mancherebbe. Quindi, mi fa molto piacere che anche il segretario Salvini veda con piacere la mia candidatura a Padova. Poi insomma devono decidere i vari tavoli politici, sia dei partiti che del mondo civico. Io ho dato la mia disponibilità, non ho mai imposto nulla e ci mancherebbe. Padova è una città complessa, importante, affascinante, come lo è la sfida per le elezioni, per cui insomma se sono rose fioriranno. Adesso sono rose fioriranno, dice Roberto Marcato, l'ha detto ieri sera a Focus. Intanto in questi primi 45 giorni di guerra l'Europa, gli europei hanno sborsato 22 miliardi in più per tutto quello che ha aumentato energia, luce, gas, carburanti, eccetera, e sono particolarmente in difficoltà anche gli agricoltori. Vediamo. A fare i conti con i prezzi di carburanti e gas che si stanno rialzando per il blocco americano dello Stretto di Hormuz e la guerra con l'Iran, ci sono gli agricoltori che stanno subendo le ripercussioni della crisi in Medio Oriente. C'è stato un aumento più del 30% del lavoro in agricoltura, dell'aumento del carburante, che ci induce a fare tutte le solite interventi che ci facevano in agricoltura con un costo aggiuntivo da un punto di vista produttivo, per poi trovarci al momento della vendita dei nostri prodotti in un senso di incertezza che non si sa poi alla vendita se ci verrà riconosciuto oppure no. Ad oggi stiamo lavorando in perdita e stiamo lavorando con un grande punto di domanda. Speriamo che ci siano delle risposte. Rincari nella produzione che si vedono già anche per i consumatori, alle prese con aumenti dei prezzi dei vari prodotti. I rappresentanti delle categorie del settore primario veneto al Vinitaly ripongono speranze nell'incontro con la Premier Giorgia Meloni. Abbiamo bisogno dell'unità di intenti di tutti. Oggi il mondo dell'agricoltura, come tanti altri settori, sta vivendo un grande clima di indecisione che si sta rovesciando su quelle che sono le nostre attività produttive. Auspichiamo che ci sia una svolta, perché abbiamo bisogno di continuare a esportare e soprattutto di avere delle prospettive di tranquillità che però per il momento sono ancora molto lontane. Agricoltura sempre più meccanizzata che fa i conti con i costi del carburante, ma a rischio ci sono anche gli approvvigionamenti di fertilizzanti. La difficoltà di reperire concimi, e quando si riescono a reperire, specialmente gli azotati, sono a costi molto elevati. Ricordiamo che gran parte degli azotati sono prodotti in località dove c'è una grossa disponibilità di gas metano, perché la base di partenza è il gas naturale, per cui provengono da Russia e Emirati Arabi, paesi del Golfo. Conseguenze drammatiche anche per il turismo a causa della guerra scatenata da Trump e da Netanyahu, con voli a rischio, carburanti alle stelle, e addirittura molti che pensano di utilizzare d'ora in poi soltanto i pullman. Vediamo. Abbiamo un sacco di richieste, un sacco di preventivi che ci mettono a confronto per capire appunto sui cambiamenti, per capire se conviene muoversi in un modo piuttosto che in un altro. Un'impennata di richieste di preventivi per i pullman turistici è il risultato dell'incertezza legata alla prossima stagione estiva a causa dei voli a rischio per la carenza di carburante. Le società di autobus operator sono al lavoro per programmare l'attività nei prossimi mesi in un clima però di assoluta insicurezza. Le richieste di preventivo aumentano, ma noi rispondiamo con dei costi più alti. Adesso staremo a vedere cosa andrà, quanti verranno confermati, insomma che percentuale di conferme avremo. Tante persone che non sanno bene che direzione prendere, come muoversi e che tipo di vacanza fare. Certo è che se i preventivi dovessero poi diventare richieste effettive potrebbe presentarsi un altro problema per l'ormai cronica carenza di personale al volante. I mezzi per ora ci sono, certo che se tutti i preventivi verranno confermati nello stesso momento sarà difficile soddisfare tutti. Intanto in queste settimane aumentano le richieste anche di informazioni da parte delle scuole. Abbiamo notato
un incremento delle richieste, soprattutto delle visite scolastiche, delle richieste per ora di preventivo delle visite scolastiche, perché stanno mettendo a confronto i viaggi già prenotati in aereo per capire se con il pullman vanno a risparmiare qualcosa. Nel solo mese di marzo il carburante ha subito un aumento del 16,85%, considerando che questa voce ha un impatto sul costo di un singolo viaggio del 30%, è inevitabile la ricaduta dei costi sulla clientela. L'incertezza degli ultimi anni ha portato sempre più le aziende a specializzarsi dal settore turistico a quello scolastico, trasporto atleti. La stagione estiva alle porte per gli operator rappresenta uno dei momenti dell'anno più importanti e se da un lato dunque molti potrebbero preferire i viaggi in pullman in alternativa agli aerei, è anche vero che la mancanza dei viaggiatori a lungo raggio che usufruiscono dei pullman per il trasporto dall'aeroporto e il turismo fuori porta proveniente con mezzi propri dalle regioni vicine potrebbe pesare sul comparto. Per noi sarà un po' un impatto negativo, perché se le persone arrivano con i propri mezzi noi non avranno la necessità di muoversi in pullman. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Chi dovrà prendersi cura delle mucche che un allevatore ricoverato in un ospedale non potrà più seguire? Lo dice la legge, il sindaco. No, francamente ero un po', come dire, sorpreso, perché sono cose che non ti aspetti, non le conosci, non puoi pensare a questi estremi di queste normative, insomma, no. Però è così, la normativa è generica e ti capita il caso eccezionale, occasionale, che è il caso nostro, insomma. Ecco. Era mai successo? Non credo proprio che sia mai successo una cosa similare. Aveva inizialmente pensato ad uno scherzo il sindaco di Monteviale, contattato dall'Usotto Berica. Un allevatore, suo concittadino, era stato ricoverato in ospedale. Non avendo però parenti prossimi, non avrebbe più potuto accudire le sue 11 mucche. La responsabilità del loro benessere spettava quindi al sindaco, così stabilisce la legge. Sì, credo sia del 97, 98, una roba simile, insomma. Però la legge di per sé è logica, non c'è niente di particolare da dire sulla legge. La cosa insolita è che invece di un gatto o di un cane ti arriva una mucca, insomma, questo è il problema di fondo, insomma, non previsto e diverso. Lei si è sentito col proprietario, cosa le ha detto? È preoccupato per le sue bestie? Lui, no, io personalmente no, ma i volontari hanno rapporti anche con il proprietario. Lui è molto ovviamente preoccupato, ma l'abbiamo rassicurato in tutti i modi che, insomma, stia tranquillo che le mucche sono governate. Si era confrontato anche con altri colleghi sindaci per capire Ho fatto qualche telefonata, ma tutti quanti sono rimasti sorpresi e tutti quanti la prendono un po' in modo anche simpatico. Dopo devo dirle, sa, per la verità, considerati i tempi che ci sono, le brutte notizie che arrivano, una cosa un po' diversa, un po' leggera, fa anche bene, insomma. Il sindaco non si è perso d'animo e, assunte le sue responsabilità, si è immediatamente attivato. Non sarà proprio lui a presentarsi fisicamente in stalla ad accudire le mucche del suo paese. Comunque sia, nessun problema, abbiamo organizzato con una serie di volontari, bravissime persone da ringraziare sempre, l'aiuto a questi animali, quindi stiamo governando in modo corretto, insomma. Per quanto tempo dovrà essere fornito il suo servizio? Beh, noi siamo legati ovviamente al fatto che il proprietario rientri a casa. Al momento non abbiamo particolari prospettive lunghissime, io spero che da 10 giorni, 15 giorni possa la cosa risolversi, mi auguro, insomma, altrimenti diventa anche complicato. Allora, vediamo uno scoop del Corriere della Sera. Il giornalista Andrea Pasqualetto ha trovato in una RSA l'ex super boss Felice Maniero, il capo della mala del Brenta, che è finito in una casa di cura. Lo vedete nella foto a sinistra con un berretto, con un cappello, che guarda un suo quadro, è lì seduto su una sedia e Pasqualetto è riuscito ad intervistarlo e tra l'altro ha detto: non rifarei il bandito, si resta soli. Gli alpini della Monte Grappa si preparano alla dunata sezionale di questo fine settimana. Domenica tutti a Rosà per la nostra dunata sezionale, una dunata che ci vede coinvolti in casa, in famiglia, come ho già avuto modo di dire, ed è anche tra l'altro poi il prologo, quello che sarà poi la dunata nazionale a Genova fra 20 giorni, ma saranno giorni intensi, una dunata da vivere tutta d'un fiato per 3 giorni di festeggiamenti. 3 giorni dedicati agli alpini, 3 giorni di festa da venerdì a domenica per la dunata sezionale della Monte Grappa, che quest'anno vedrà impegnato il gruppo di Rosà. Un evento che si preannuncia di grande importanza per le penne nere.
C'è infatti tanta voglia di adunata, di rivedersi, di riallacciare rapporti e rinsaldare amicizie, e la sezionale di questo fine settimana è un'occasione imperdibile per gli alpini, che sì, saranno pure sempre meno per evidenti motivi anagrafici, ma non lo danno proprio. Se non altro aumentiamo in qualità, se non in numero, ma a parte la battuta, la voglia c'è sempre e c'è bisogno anche di stare insieme, di socializzare a modo nostro, cantando le nostre canzoni con i nostri cori. Tra l'altro ci sarà una bellissima serata di cori il venerdì sera con i 3 cori, l'Edelweiss Anna Montegrappa, il coro Anna di Marostica, il coro improvviso di Rosà. Sarà una serata bellissima che, diciamo, aprirà poi quelli che sono i 3 giorni. Stare insieme è fondamentale ed è anche il segreto di vivere bene. Si parte venerdì mattina con l'alzabandiera, si chiude in grande stile con lo sfilamento per le vie di Rosà domenica mattina, con il cuore sul Ponte degli Alpini e in mano già la valigia per Genova e Gemona. Servizio di Ferdinando Garavello, gli ospiti di questa sera a Focus: Paolo Galeano, Alberto Gava, Alberto Panfiglio, Matteo Pressi, Alessio Trentin e Marco Zabai. È tutto, grazie a Francesca Pezzo, Alessandro Mattiuzzi e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera, buona giornata, arrivederci.